Parliamo del nostro viaggio nei quartieri. Vi ricordate, la scorsa settimana siamo stati a San Vito con Ilenia Galdo, presidente del comitato San Vito, presidente della Proloco, e abbiamo ascoltato i sogni e i bisogni in qualche modo di un quartiere alla periferia della città, un quartiere residenziale con una serie di necessità, e in questo momento in cui il PUG sta ridisegnando, sta immaginando il nuovo futuro di Taranto, abbiamo deciso di camminare tra le strade della nostra terra, ascoltare i cittadini, i comitati, coloro che in qualche modo quelle strade e quelle piazze le vivono, là dove ce le hanno le strade, le piazze, e cercare di capire di cosa hanno bisogno, cosa hanno chiesto soprattutto all'amministrazione comunale e alla commissione guidata dall'Archistar Carrer, per cercare in qualche modo di poter vivere ancora di più o vivere meglio nel proprio rione, nel proprio quartiere. Questa settimana ci spostiamo al rione Salinella per cercare di capire quali sono i sogni e quali sono appunto i bisogni di chi vive lì, e non potevamo non farlo se non con l'Osservatorio Permanente Salinella, e quindi diamo il bentornato a Cittadella alla Radio al nostro Francesco Settembre. Buongiorno. Buongiorno Francesco, grazie mille. Grazie a voi. Francesco, allora, sogni e bisogni alla Salinella, di cosa c'è bisogno nel quartiere in questo momento? Cosa tra l'altro sperate, immaginate, chiedete a chi sta ridisegnando attraverso il PUG la città per il vostro rione? Allora, io l'ho chiesto, quando tu mi hai fatto la domanda ieri sera, l'ho chiesto ai miei ragazzi, agli altri soci e volontari. Al di là degli aspetti pratici come l'asfalto che qui va rifatto, insomma tutte le varie esigenze, credo che ci sia bisogno di normalità, cioè di un quartiere meno scollegato dal resto della città. E il PUG è sicuramente un aspetto importante. Per quanto riguarda il PUG, noi come osservatorio abbiamo di nuovo sollecitato la creazione di questo parco, la famosa oasi della Salinella, della Salina Piccola, che collegherebbe tra l'altro non solo la Salinella, il CEP della Salinella, ma anche Taranto 2, che insomma in questo momento è ancora più staccato dal resto della città. Da questo punto di vista, non so se avete avuto magari dei feedback o delle risposte, cioè avete le vostre speranze si sono accese, o come dire, la situazione non è ancora cambiata? No, non è cambiata perché ci si sta lavorando. Lì c'è tutto un discorso urbanistico con la variante Salinella che va insomma ripresa in mano, e speriamo che chi verrà dopo, chi si sta occupando anche del PUG, perché noi poi siamo anche intervenuti al convegno che c'è stato riguardante la Salinella, abbiamo consegnato anche a mano le nostre osservazioni. Per noi quello, dal punto di vista del PUG, è uno degli aspetti più importanti, perché sì, c'è progettualità, e tantissima progettualità proviene anche dai giochi del Mediterraneo, però non avere l'oasi per noi potrebbe, cioè, è un po' una sconfitta, perché è un parco verde nell'unico quartiere di Taranto che è... Francesco, ci aiuti un attimo a capire dove si estenderebbe quest'oasi, perché magari raccontarla così qualcuno potrebbe non comprenderlo. Da dove, quali vie, quali strade, dacci qualche punto di riferimento. Allora, dal piazzale del Palafium, tutta quella zona verde che va appunto dal Palafium fino a Taranto 2. Dal Palafium si vede la Taranto 2, è il relitto della Salina Piccola, una delle 3 saline che abbiamo a Taranto: San Brunone, ormai coperto dal cimitero e ovviamente dall'Ilva, dai parchi minerali, la Salina Grande e poi la Salina Piccola. Quello è il relitto su cui tra l'altro è stata costruita parte della Salinella, no? E che vorremmo fosse recuperata. Ok, era giusto per avere un'idea. Sì. Vai, continua. 8 milioni e 8 che furono recepiti dalla prima amministrazione Melucci con il bando Italia City Branding, un lavoro nel quale tra l'altro siamo stati coinvolti come osservatorio, e tra l'altro andò poi a concretizzarsi anche con il primo master plan dei giochi del Mediterraneo. Insomma, abbiamo cercato di mettere le nostre competenze a servizio di chi poi ha amministrato la città, e continueremo a farlo con chi amministrerà poi, insomma, da maggio in poi questo territorio. Francesco, ne approfitto per farti un'altra domanda. È partito la differenziata, è partito il porta a porta, come sta andando? Allora, qui alla Salinella no, è partito a Taranto 2, siamo in attesa.
Sì, per quanto riguarda la Però Salinella, è uno dei prossimi step, se non ricordo male, di Chima Ambiente. Sì, una volta che andrà a regime, io in realtà ti dico la verità, non so se si è in attesa di avviare il centro comunale di raccolta, che è stato costruito, che ha preso, insomma, ha sostituito l'isola, la vecchia isola ecologica. Siamo in attesa che parta, ed è molto importante perché adesso i cittadini stanno andando altrove, nelle altre isole ecologiche. Parliamo di quello di fronte al Palaricciardi, per capirci. Esattamente. Quello con l'impianto pneumatico sotterraneo. Esattamente, anche in quel caso speriamo che parta subito, anche perché insomma avviare una raccolta differenziata porta a porta qui alla Salinella, dove sono stati installati i totem con importi importanti, adesso non ricordo, ma se non sbaglio oltre 10 milioni di euro, insomma stonerebbe un po'. Noi siamo in contatto, non voglio dire quotidiano, col presidente Mancarelli, stiamo comunque seguendo la situazione, speriamo di poter riutilizzare quanto prima, perché tra l'altro i totem sono accesi e niente, aspettiamo. Aspettiamo insomma di avere il via, magari proviamo anche noi a sollecitare il presidente Mancarelli, vediamo magari di riuscire a darvi anche una buona notizia in questo momento particolarmente incerto e complicato. Grazie a Francesco Settembre per averci raccontato insomma gli animi alla Salinella. Naturalmente torneremo a disturbarti, Francesco, non sentirti troppo libero. Quando volete, non disturbate mai. Grazie Francesco, buona giornata, Francesco, e buon lavoro. Grazie.